Ben ritrovati in questo appuntamento con Radio Chef. Ormai dicembre è alle porte, questi sono gli ultimi giorni e gli ultimi sgoccioli di novembre, ma noi abbiamo intenzione di gustarceli comunque, ve lo racconteremo più tardi, gustarci comunque questa fine autunno, perché comunque ci regala degli scorci bellissimi, soprattutto con giornate come quella di oggi, dove c'è il sole e le foglie gialle, insomma, ci ricordano un po' il calore del sole e contrastano anche un po' col grigio invernale. Ma prima però, dicevo, ormai l'atmosfera di Natale è alle porte e noi abbiamo mandato proprio Maria, come gli elfi di Babbo Natale, in un laboratorio speciale. Che cosa prepareranno? Sentiamo un po'. Cosa succede oggi nei laboratori dell'etica del gusto? Sì, amici di Radio Chef, sono tornata a Pasian di Prato, ho indossato nuovamente il nostro grembiule per scoprire il protagonista del momento. Sto parlando proprio del nostro panettone, in questo caso del suo maestro Luca Sancin della pasticceria Acqua, alta qualità artigiana. Luca, tu sei sul podio dei campionati del mondo del panettone dal 2021 e non ti sei più staccato. Non mi sono mai staccato, ci provo sempre perché devo arrivare ancora al podio, quello più alto, e spero in tempi non molto lontani di riuscirci. Allora, l'altra settimana abbiamo parlato di Mani in Pasta, che era questo appuntamento con i soci dell'etica del gusto, dove hai aperto le porte del tuo laboratorio per far scoprire al pubblico i segreti del panettone, che diciamo che in questo momento è proprio un must, anche perché c'è ancora la disputa Pandoro-Panettone, ma oggi noi siamo su questo, che devo dirti è il mio preferito, piccolo spoiler, ecco. Il panettone è il re del Natale, dai, mettiamola così. Io ormai lo faccio da 3 anni, faccio sempre il panettone tutti con le mani in pasta, perché voglio far vedere cosa vuol dire veramente un panettone artigianale, no? Quando appoggi nel banco tutti gli ingredienti, non mancano le esclamazioni e le sorprese, perché uno non si rende veramente conto di quanta materia ci va dentro un panettone artigianale. Quanto tempo ci stai a farne uno così? La mia lavorazione dura 3 giorni. I prodotti sono di qualità dal primo all'ultimo. Quando fai assaggiare un candito artigianale, la gente rimane a bocca aperta perché sono abituati magari a mangiare il candito dell'industria, che è gommoso, che è duro, che è fatto con tutt'altro, non con frutta vera. E mangiando un panettone con i canditi fatti dal primo all'ultimo minuto, vedrete che delizia, dovete provare per credere a questo punto. Ma se qualcuno volesse così lanciarsi nella follia di preparare il panettone a casa, tu hai qualche consiglio da darci? Allora, guarda, potrei darvi un'esperienza piccola che ho avuto. La zia di mia moglie, che vive a Como, gli ho dato la mia ricetta e lei a casa se li fa. Ma se io vi faccio vedere le foto vi vengono i capelli dritti, perché ne fa tantissimi. L'importante è riuscire a gestire il lievito madre, che è tutto dire, perché è un professionista, per riuscirlo a conoscere profondamente ci vanno 5 anni, inutile, con tanti errori, tanti sbagli, tante grattacappi. Quando abbiamo un prodotto così, si vede la passione, si vede tutta la verità in una fetta. E quindi potete farlo anche se avete bisogno di un po' di soddisfazione per questo Natale 2024, provate a farlo, provate a mettere le mani in pasta, perché vi darà anche quella positività, quell'umore, quel distaccamento anche dalla vita quotidiana, in cui scegliamo i nostri ingredienti, ci mettiamo lì, ci concentriamo sulla ricetta e ci stacchiamo per un attimo dal mondo. Sicuramente staccarsi dal mondo è proprio quello che succede quando io mi metto ad impastare, perché tu entri nel laboratorio, la musica a manetta altissima, e io sono in questa bolla dove lavoro. E ci sono tantissimi anche giovani che appunto si destreggiano qui da Etica del Gusto, e che hanno raggiunto anche dei bellissimi risultati per quanto riguarda questo mondo, vero? Qua a Etica del Gusto abbiamo Alberto Posocco e Francesco Cavallo, che hanno raggiunto bellissimi risultati. Al maestro panettone sono arrivati quarti, che è tanta roba, e loro sono entrati in Etica del Gusto in punta di piedi, hanno fatto dei percorsi importanti, hanno fatto dei corsi ad Etica Academy, dove li hanno
portato una formazione tale da raggiungere risultati importanti. Certo ci vuole impegno, certo ci vuole voglia e i risultati arrivano. La passione, ricordatevi che è sempre l'ingrediente giusto per continuare anche in questo mondo e raggiungere tutti gli obiettivi, ma potete farlo anche attraverso i tanti corsi che vengono fatti proprio qui nel laboratorio di Etica Academy, per magari iniziare a muovere i primi passi nel mondo della cucina e a crescere anche le vostre conoscenze. Certo, Etica Academy è stata una cosa che abbiamo voluto con tutte le forze, perché Etica del Gusto inizialmente è iniziata come un percorso proprio solo per i soci, per iniziare a fare dei percorsi formativi a 360 gradi. E col tempo in venire abbiamo alzato l'asticella anche in questo caso, e i corsi adesso abbiamo formato un'academy dove possono venire i ragazzi a imparare. Abbiamo un percorso anche con le scuole, ci sono tanti progetti in piedi che danno veramente dei frutti interessanti e ci danno speranza in un futuro nella nostra attività. Parlando poi di futuro e di progetti, so che questi panettoni, oltre ad arrivare nelle case di molti che vogliono godersi queste feste soprattutto con gusto, arrivano anche all'associazione ABC, l'associazione per i bambini chirurgici del Burlo di Trieste. Esattamente, è un progetto che facciamo già da 3-4 anni. Ben volentieri, siamo veramente contenti che i nostri panettoni, i nostri prodotti donati possano raggiungere delle famiglie che abbiano veramente bisogno di un nostro aiuto. Dunque 200 panettoni che vengono venduti per dare un sostegno benefico a un'associazione che fa veramente tanto per tante famiglie che hanno veramente bisogno. Quindi anche voi potete fare la vostra parte, e a questo punto vi lascerei alle pagine social e al sito dell'Etica del Gusto per saperne di più, continuare a seguire tutti questi progetti e diventare anche voi protagonisti delle vostre cucine attraverso gli insegnamenti dei maestri e dei tanti soci, degli oltre 30 soci che fanno parte del mondo dell'artigianato del nostro Friuli Venezia Giulia. Pasticceria, panetteria, gelateria, insomma c'è veramente tutto per tutti. C'è tutto per tutti, e non dimenticatevi che il re del Natale è il panettone. Grazie a Luca Soncin del panificio Pasticceria Acqua per averci accolto anche oggi nel laboratorio dell'Etica del Gusto. Buon panettone a tutti. Ciao. Benissimo, e allora torniamo in studio dopo questa bella lezione sul panettone, però ecco, fare il panettone non è veramente per tutti. Io per esempio amo, sarà un po' legato anche al segno zodiacale, no? Però io voglio cose che si possono fare velocemente, mangiare velocemente, preparare velocemente, e allora ho detto perché no, magari recuperare anche qualche ricetta del periodo, e non parlo solo di Natale, perché vi dicevo in apertura che vogliamo anche goderci un po' la bellezza di questo periodo di novembre, gli ultimi giorni di autunno e il loro fascino, con delle ricette proprio tipiche della tradizione della nostra regione. Quelle di oggi in particolare, anzi quella di cui vi racconto oggi, è una ricetta tipica di Trieste che ha raccolto Giulia Godeassi nel suo libro che si intitola Come dolce Trieste, e ci parla di quelli che sono i dolci tipici per ogni occasione appunto del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. E allora quelli che vi proponiamo oggi sono dei biscottini speziati, che quindi vanno bene anche a Natale, però che di solito si accompagnavano con il vino novello San Martino, perché sono dei biscotti che arrivano dalla tradizione della Serenissima. Si chiamano i parpagnacchi e sono dei biscotti appunto speziati. In origine erano dei semplici biscotti di miele e di mandorle di provenienza veneta, che poi si erano diffusi con la Serenissima anche in Istria, dove hanno cambiato forme e ingredienti, ma è rimasto il nome. Venivano preparati originariamente per celebrare l'11 novembre, festa di San Martino, la festa appunto del vino novello, soprattutto a Dignano e a Momiano in Istria, quindi si accompagnavano questo vino nuovo, e noi oggi, proprio per le loro caratteristiche, possiamo anche utilizzarli come dei biscotti per le feste, per questo periodo di feste, ma comunque insomma biscotti invernali dai gusti speziati. Che cosa ci servirà per preparare questi biscotti? 250 g di farina 00, 80 g di zucchero semolato, 50 g di miele millefiori, un uovo, 100 g di burro ammorbidito, 2 cucchiai di spezie miste, cannella, zenzero, noce moscata in polvere, un cucchiaino di lievito per dolci e un pizzico di sale. Andremo quindi a intiepidire il miele in un pentolino, lavoreremo in una ciotola il burro assieme allo zucchero e all'uovo fino ad ottenere una crema.
Uniamo la farina, mescoliamo il lievito, le spezie, un pizzico di sale e il miele. Impastiamo il tutto fino a ottenere una frolla omogenea e riponiamo in frigo a rassodare per circa 30 minuti avvolto nella pellicola. Andiamo a scaldare il forno a 180 gradi, modalità ventilato. Infariniamo la spianatoia e stendiamo la frolla con l'aiuto di un mattarello. Andiamo a tagliare con la rotella a dentato servendovi di appositi stampini biscotti e li disporremo su una teglia rivestita di carta da forno. Andremo poi a cuocere i biscotti per 20 minuti fino a duratura. Una volta pronti fateli raffreddare completamente prima di gustarli. E questa insomma è la ricetta di questi biscotti, proverai a farla, molto semplice tra l'altro, da provare. Cosa dici, Maria? Ci mettiamo alla prova, sì, è bello farlo in questo periodo, poi quando si sente il profumo di spezie secondo me già siamo in periodo dicembre, in periodo Natale, un periodo profumato che ci vuole proprio in cucina ad impastare, così. Poi parlavi di formine, di biscotti, di varie anche sperimentazioni da fare in cucina ed è questo un po' il bello, ma dato che hai parlato anche di San Martino, io volevo riportarti un po' nel momento, quello autunnale di cui parlavamo all'inizio, dalle foglie gialle, dalle belle passeggiate in questi paesaggi, in queste viste, che è quello che ci porta anche a gustare le castagne. E oggi le vogliamo preparare insieme a voi con un utensile, con un macchinario che adesso va tantissimo, che è la friggitrice ad aria. So che tantissimi di voi proprio ce l'hanno a casa e quindi vogliamo darvi il consiglio per prepararla proprio in questo modo. Semplicissime e veloci da fare, anche perché il loro periodo clou va a finire proprio con il mese di dicembre, quindi sfruttate l'attimo. Le mettete in acqua calda per circa 20 minuti, fate un taglio a croce sulla base di ogni castagna, le riponete nel cestello della friggitrice con la croce verso l'alto, mi raccomando, e le cuocete a 200 gradi per circa 15 minuti. Risulteranno croccanti fuori e belle morbide dentro, proprio come le vogliamo. Un consiglio che trovate sulla nostra ultima brochure Ricette sotto l'albero, proprio all'interno di ogni ricetta c'è un piccolo consiglio per accompagnarvi anche in questo mese, in questo periodo dedicato alle feste. Bello, proverò assolutamente anch'io a preparare le nostre castagne così. È un metodo rapido, veloce, poi la friggitrice ad aria ci fa preparare le cose in modo più sano e anche veloce e meno impattante sui fornelli della cucina. Invece, cara Maria, per noi arriva un altro momento importante, ovvero quello della spesa. E andiamo, come sempre, ai supermercati Bosco. Come vedi, anche lì è arrivato Natale, ce n'è per tutti i gusti, sia per chi ama il panettone, per chi ama il pandoro, oppure tutte le farciture che insomma si possono desiderare. Tutti i tipi anche di panettoni più semplici, più elaborati, più o meno artigianali, classici, insomma veramente per tutti i gusti, con i canditi, senza i canditi, con le gocce di cioccolato. E ognuno si può sbizzarrire, anche perché adesso l'assortimento è veramente vasto, per cui vi consiglio anche di farlo prima, perché poi ultimamente il Natale finisce presto, quindi se non beccate le cose subito rimanete senza, e allora magari fate una scorta, così siete tranquilli. Eh sì, ovvio, anche perché il panettone è proprio questo il momento in cui va gustato, quindi che momento migliore anche per assaggiarlo. Ma devi sapere che ci sono anche tantissime leggende legate al panettone. Una di queste, una tra le più famose, racconta proprio del signor Toni, un garzone di cucina alla corte di Ludovico il Moro nel XV secolo, che durante un banchetto vede il dolce principale bruciare. Quindi Toni improvvisò con gli ingredienti disponibili un pane arricchito di uvetta e canditi, e fu un tale successo durante questo banchetto che venne proprio chiamato il pane di Toni, da cui deriverebbe il nome di panettone. Un'altra versione invece parla di Ugolino degli Atellani, un giovane innamorato che creò questo dolce per conquistare la figlia di un fornaio. Quindi sono tutte leggende che ci portano un po' a questo desiderio di amore e di anche portare in tavola cose buone. In più il panettone, grazie alla sua forma così tondeggiante, al suo aspetto abbondante, è considerato un simbolo di prosperità e fortuna, e anche per questo motivo era già popolare come dolce delle feste nella Milano medievale. Quindi se volete fare un regalo anche che lega la fortuna, l'abbondanza anche per l'anno nuovo, il panettone è perfetto. Ed è conosciuto anche in Sud America, soprattutto Argentina, Brasile e Perù. È stato portato dagli emigrati italiani. In alcune regioni del mondo poi viene servito con il gelato, ad esempio, oppure con un buon caffè, che è sempre un modo perfetto. Vi volevo parlare ancora del panettone più grande del mondo, che è stato realizzato a Milano nel 2018, pesava ben 332 kg e richiese oltre 50 ore di lavorazione. Quindi se non avete tutto questo tempo, forse fare il panettone più grande del
tutti. Sì. Direi che buon appetito è la parola giusta. Si tuffavi dentro praticamente, notai nel panettone. Però non male, non male. Poi invece, restando ai nostri supermercati Bosco, trovate anche tutto quello che vi serve per accompagnare le vostre feste, quindi siete invitati a cena, potete portare una buona bottiglia, potete scegliere se bollicine o vino fermo, vino di tutta Italia, selezionate le cantine anche da Giorgio Bosco, che fa sempre questi sopralluoghi per scegliere i vini da portare nei suoi scaffali, e poi ovviamente anche i vini del territorio, quindi se volete far conoscere un po' la produzione del Friuli Venezia Giulia scegliendo anche cantine veramente a chilometro zero, le trovate tutti sugli scaffali dei supermercati Bosco, insieme anche a altri tanti prodotti proprio di aziende del territorio che vi possono aiutare, magari, perché no, a preparare un piccolo cesto da portare se siete stati invitati con qualche prodotto interessante. Però io volevo continuare anche a parlare della bellezza di questo periodo dell'anno, perché siamo domenica, il 1° dicembre, e questa settimana è un po' speciale, visto che abbiamo parlato di ricette triestine. A Trieste in particolare, ma non solo, anche in alcune zone della montagna, si festeggia l'arrivo di San Nicolò. E per questo motivo c'è una tradizione che viene sempre riproposta proprio sulla montagna, in particolare nel Tarvisiano e dintorni, Sappada, non solo, di questo San Nicolò che arriva con dei suoi aiutanti un po' diabolici. Di cosa si tratta? Vero. Devi sapere intanto che io, da buona triestina, pensavo che San Nicolò si festeggiasse ovunque, nel senso, non ho mai pensato che si festeggiasse solo a Trieste e nel Tarvisiano, ma adesso vi voglio immergere in un ambiente. Siamo al calar della sera, c'è un'aria frizzante intorno, si sentono odori strani, suoni di campanacci, in lontananza appare questo inquietante corteo, sono avvolti dal fumo e dal brillare delle fiaccole, e sono proprio loro, i terribili Krampus, che scortano San Nicolò sulla sua carrozza. Questa è la storia che viene raccontata proprio per attendere l'arrivo di questi demoni, che sono veramente brutti quando si presentano davanti alle persone. Cattivi. Sono cattivi, sì. So che in molti luoghi anche proprio frustano le persone, le rincorrono. Sì. E nel Tarvisiano, come anche in Carinzia, in Slovenia, per coinvolgere un po' anche tutto il territorio, San Nicolò è vestito da vescovo, accompagnato da questi diavoli, e passa di casa in casa proprio per lodare i bambini buoni, che recitano in ginocchio le preghiere come vuole l'usanza, almeno lo facevano. Oggi dobbiamo andarlo a scoprire ancora quest'anno, e ammonisce invece quelli più birichini. Nel frattempo, per le vie bianche di neve o comunque innevate, i ragazzi del paese sfidano i Krampus lanciandogli proprio le palle di neve e qualche petardo a volte. Naturalmente i terribili Krampus hanno la meglio, e la paura e il divertimento vanno così di pari passo. È una situazione così piuttosto strana, piuttosto che confonde un po' tutti, però è molto interessante. Se volete vivere un po' di tradizione, fatelo. Quando? Il 5 dicembre proprio è la giornata dedicata a questo in tutta la zona del Tarvisiano. Infatti a Tarvisio alle 17 c'è la grande sfilata dei Krampus da via Dante lungo viale Veneto, via Roma, e un suggestivo spettacolo anche in piazza Unità con l'arrivo di San Nicolò, che sale proprio sul suo calesse ed è scortato dai Krampus e distribuisce il pane dolce, una ricetta di cui vi parleremo nelle prossime puntate. Lo distribuisce a tutti i bambini, e poi la manifestazione continua proprio di casa in casa. Si passa anche a Tarvisio Centrale, c'è la fiaccolata dei Krampus dal bosco con falò e arrivo di San Nicolò. Molto bella, molto sì, bella. Vi suggerisco di non perdervela. E poi c'è anche che ci sia un po' di neve. Sì, e infatti quando dicevo vie bianche innevate me le immaginavo, ma forse non ancora, ma le aspettiamo. C'è anche a Camporosso, i Krampus escono letteralmente dal bosco, e anche qui la situazione si fa più calda in questo caso. E a Fusine in Val Romana alle 13:30 c'è la partenza della sfilata da via dei Laghi di Fusine, con sosta proprio nelle case. Anche a Malborghetto alle 18 c'è la fiaccolata dei Krampus dal bosco, e poi dalle vie del paese. A Rutte Piccolo c'è il falò alle ore 20:30 con la sfilata dal bosco, vin brûlé e goulash per tutti. Direi che è un'ottima occasione proprio per partecipare questa. Sì, poi adesso inizierà proprio dai primi di dicembre anche il percorso dell'avvento a Malborghetto. Inizia già questo weekend. Infatti, il 1° dicembre, e potrete portare anche i bambini, perché veramente ci sono tanti appuntamenti per loro in questo magico tragitto di dicembre. L'Advent Pur è veramente un'occasione da non perdere. Poi, se volete un po' di dolcezza in più, potete passare dalla nostra Benvenuta a Camporosso, dato che siamo in zona, per gustare tutte le sue specialità. Anche lei sulle sue pagine social del David di Camporosso ha parlato proprio del panettone, che loro propongono artigianale in tantissime versioni. Quindi parlavamo dell'arancia candita, del cioccolato croccante fuori, croccante fuori, morbido dentro. Insomma, andatelo a gustare, e consiglio personale
tradizionale, una bella cioccolata calda, quella va gustata buona con la panna per godervi un pomeriggio così di dicembre veramente magico, oppure un buon succo di mela caldo. Questi sono i miei consigli preferiti. Poi lì potete... E poi una bella passeggiatina in montagna. Sì, infatti, per digerire un po'. Vero. Ok, ma allora... avete tante cose da gustare lì, andateli a trovare al David. Sì, poi adesso con queste temperature bruciate le calorie anche più velocemente. Sì, ovvio. Invece per quanto riguarda le idee per il Natale, ovviamente non dimenticate di avere sempre l'utensile giusto per un'idea regalo molto utile, un bel set di coltelli oppure gli utensili che possono servire all'hobby preferito della persona a cui dovete fare il regalo. E Affilo Utensili Natisone vi aspetta proprio per non solo offrirvi tutti i suoi prodotti, quindi set di coltelli da cucina di tutti i tipi, per la carne, per il pesce, per i dolci, oppure non so, per tagliare il pane, quei bei coltelli che servono sempre a tutto, o ancora se invece avete in mente di lavorare in modo intenso in questo periodo sia con il fai da te che in cucina, allora avete controllato se tutti i vostri utensili sono affilati? Fatelo da Affilo Utensili Natisone, che vi aspetta alle Proso di Premariacco proprio per offrirvi tutti i suoi prodotti ma anche questi servizi. Allora Maria, dove è che dobbiamo andare a scoprire la ricetta del panettone? Ecco, dopo aver preso gli utensili giusti vi collegate o sul nostro sito radio.0.it o girate nei migliori luoghi del Friuli Venezia Giulia, trovate la versione cartacea della nostra nuova brochure ricette sotto l'albero, la sfogliate e a pagina 43 trovate la ricetta del panettone classico direttamente dall'Etica del Gusto. La ricetta è di Rolando Morandin, un personaggio che di panettoni veramente ne sa tantissimo quando si parla di lievitati, e trovate anche tutta la lista di dove trovare i panettoni artigianali di Etica del Gusto, quindi partecipare anche al progetto di beneficenza per ABC Burlo di Trieste. E poi trovate tutti i nostri consigli anche per abbinare il panettone e qualche curiosità, quindi andatela a sfogliare, non perdetevela. Benissimo, e allora grazie Maria, noi vi aspettiamo la prossima settimana a Radio Chef, ma sempre con tutti i nostri contenuti sul sito radio.0.it, sulla nostra pagina Facebook, il nostro profilo Instagram, dove volete, insomma. Facciamo gli elfi di Babbo Natale anche per questo dicembre. Esatto, noi andiamo e cominciamo a darci da fare, perché dicembre è un mese veramente intenso, ma vogliamo anche goderci la bellezza di questo periodo di feste. Non dimenticate di prendervi del tempo libero per farlo e farvi questo regalo, che ormai è prezioso. Sì. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Radio Chef, sfida all'ultima ricetta.